Inseguita da un maniaco che completamente nudo si è prima esibito davanti a lei, poi ha cercato di raggiungerla. Attimi di terrore oggi pomeriggio al parco dello Storga per una donna che stava passeggiando nel polmone verde a 2 passi dalla città. A un certo punto questa persona esce da un cespuglio e praticamente è completamente nudo e si sta masturbando in maniera morbosa davanti a me. Io sono rimasta ovviamente esterrefatta di quello che stavo vedendo e ho accelerato il passo assolutamente senza neanche rivolgergli la parola. E acceleravo sempre di più quando a un certo punto ho sentito alle mie spalle lui che mi stava inseguendo, sempre nudo, era completamente nudo e che smaniava, faceva gemiti, cose, le sue oscenità e stava cercando di prendermi. La signora si è messa a correre in direzione degli orti urbani dove poco prima aveva visto delle persone ed infatti c'era una coppia alla quale la signora agitatissima ha chiesto aiuto. Mentre la donna cercava di tranquillizzarla, l'uomo si è messo a cercare il maniaco che però nel frattempo si era già dileguato. Superato lo shock, la signora è più che comprensibilmente allarmata. Lo Storga, anche se purtroppo trascurato, continua, è frequentato da persone che amano camminare, fare jogging e spesso mi è capitato di incrociare donne sole che come me fanno la loro camminata quotidiana. Ehm, Mi ha sinceramente scosso perché mi chiedo se non fossi stata vicina a delle persone cosa avrebbe fatto questo.